Domenica c'era chi prendeva il sole, chi ha detto che sarebbe stato brutto ci ha svuotato gli alberghi. Il governatore veneto commenta le previsioni ancora una volta sbagliate. Tentata rapina in un'abitazione di Milano, ai nostri microfoni la testimonianza di un imprenditore che ha tentato di reagire ma è stato aggredito. Immondizie e parcheggi selvaggi davanti casa, qui a San Giuseppe siamo prigionieri dell'inciviltà della gente e dell'incuria del comune, denunciano i residenti. Le foto del Duce non ci sono più, ma la storia non si cancella, afferma Gianni Scarpa che riapre lo stabilimento balneare di Sottomarina finito nella bufera per i cartelli inneggianti a Mussolini. Tutto pronto per la sfilata, saranno 150 le penne nere veneziane che partiranno verso Trento in occasione della 91esima Giornata Nazionale degli Alpini. Basket, l'Umana Reyer cade sul parquet avversario di Pesaro, ora bisogna concentrare le energie sull'ultima partita di campionato, mercoledì al Tagliercio. Attori, giornalisti e cantanti uniti nel nome della solidarietà, sabato a Milano nella Triangolare ha vinto la generosità, raccolti 2.000 euro. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Un altro fine settimana con previsioni meteorologiche sbagliate. Gli albergatori insorgono, ma non sono gli unici. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, è intervenuto lanciando un chiaro messaggio. Io sono incazzato con questi del meteo. Ma lo sapete che la battaglia l'ho sempre fatta io. Allora, o pubblicano le previsioni e ci scrivono anche in TV soprattutto la percentuale di attendibilità, perché tu vedi domani piove, se scrivi attendibilità 10% vuol dire che domani piove, no? Cioè, bene. Oppure dobbiamo chiedere i danni a questi signori, perché questo fine settimana c'era previsto un disastro di temporale e quant'altro, c'è la gente è andata a abbronzarsi in spiaggia, che ci spieghino cosa hanno studiato. Ci risiamo. L'arrivo della bella stagione, ma soprattutto delle previsioni meteo sbagliate, ha fatto infuriare gli operatori turistici che si sono trovati con mancati arrivi e disdette delle prenotazioni. Ma anche il presidente Zaia, che si dice intenzionato a chiedere i danni qualora ci fossero altri errori. Il fine settimana appena concluso, infatti, era stata prevista una domenica con pioggia e temporali, ma è stato esattamente il contrario. Io non ho ancora capito cosa fanno queste previsioni. Ci fanno danni perché noi viviamo di turismo, la più grande industria in Veneto è il turismo, 17 miliardi di fatturato, 70 milioni di presenze, 32 milioni li facciamo nelle spiagge, ieri avevamo tutte le spiagge collassate, non è possibile che poi ci sia qualcuno che scrivendo che ci sarà pioggia, ci sarà temporale, ci svuoti gli alberghi. Quindi non è una partita, non è il tormentone dell'estate che ogni anno tiro fuori, è veramente un grosso problema e a noi fa danni, quindi non escludo anche che se continua così chiediamo i danni. Attenzione dunque a chi farà le previsioni d'ora in poi. Intanto il Veneto conferma le 8 bandiere blu per le proprie coste. Nonostante questo, però, il presidente di Confturismo Veneto si dice contrariato perché la definisce una lettura parziale della classifica. Il metodo, afferma, è quello di assegnare una bandiera per ogni spiaggia, quindi le regioni con piccole località, banalmente, ne ottengono di più. Così, conclude, si induce il lettore ad una classifica impropria. La cronaca tentata rapina a casa di un noto imprenditore di Milano, il drammatico racconto di quelle ore. Da sabato non dormo più, dice, vivo nel terrore, forse avere un'arma serve per sentirsi più sicuri e tutelarsi. I rapinatori l'hanno anche incappucciato in un certo qual senso. Cosa è successo sabato sera? Sì, mi hanno messo un asciugamano in testa e io dall'istinto mi sono girato di botta, li ho come buttati via da me. Voce tentennante, mani che tremano e ancora stravolto e turbato Paolo Favaretto, l'imprenditore di Milano che sabato sera al rientro dal lavoro ha affrontato i due banditi che l'hanno aggredito all'improvviso nell'imboscata a scopo di rapina nella sua casa di Scaltenigo, come racconta lui stesso. Sono arrivato a casa circa alle 8, mi sono messo a cenare, guardavo la TV e ero a casa da solo, dopo un po' vedo sulla porta d'ingresso delle ombre, pensavo fossero i miei cognati, qualcuno che venisse, ho avuto un dubbio e non sono uscito da quella porta, sono uscito dalla porta di servizio che è sotto dove abbiamo il garage e praticamente quando sono uscito mi è arrivato l'asciugamano in testa e là l'adrenalina, la forza, non lo so, mi sono girato di botta, li ho buttati via.
La sua prontezza di riflessi gli ha permesso di affrontare a muso duro i due rapinatori, ma oggi trema al pensiero di quello che gli sarebbe potuto accadere se i suoi aggressori avessero seguito le modalità della rapina, così in base a quanto gli hanno riferito gli stessi carabinieri incaricati delle indagini. Quando ti mettono l'asciugamano addosso succede che ti portano dentro e dopo non si sa cosa succede, però speriamo bene, dai, non voglio neanche pensarci. E anche reagire, se ci penso adesso non avrei più reagito. Perché no? Perché mi fa paura, come uno poteva avere qualsiasi cosa in mano. Sono solo stato fortunato. I due delinquenti nella fuga l'hanno pure preso a calci, ma lui, scosso, minimizza. Mi è arrivato una cosa sullo stomaco, non penso sia stato un pugno, però alla fine un dolore un attimo dopo mi è passato. Dopo l'aggressione l'imprenditore racconta di come da sabato le sue notti si sono trasformate in veri e propri incubi ad occhi aperti. È riuscito a dormire la notte scorsa? Non ho mai dormito. No. Sebbene stravolto, oggi è già al lavoro, da qui riaccende il dibattito sul tema della detenzione delle armi. Adesso ci penso e secondo me le armi ci vorrebbero, però bisognerebbe fermare prima delle armi, bisognerebbe lavorare su tante altre cose in modo che queste cose non succedessero, più severi nella pena, più severi su tutto. Parcheggio selvaggio e immondizia abbandonata da residenti e gente di passaggio. Incuria però anche da parte dell'amministrazione comunale. Siamo al villaggio San Marco a Mestre. Vediamo che cosa succede. Villaggio San Marco, ore 13, immondizia gettata sotto i nostri occhi proprio lungo la zona del passeggio, oltre il Parco delle Manine, dall'altra parte della strada. Perché butti per terra le carte? Devo prendere, signora. Sì, ma non si buttano per terra le carte. Sì, lo so che sia. Lasciami così. Ho capito. Ma dopo le raccogli? Sì. Va bene, dopo ripassiamo per vedere se le hai raccolte. Passa il tram, l'immigrato sale e la spazzatura resta per terra, sul verde, ma l'abbandono qui è anche di chi, per conto del comune, lascia le panchine inaccessibili perché rotte, lerce e marce come questa. Torniamo nel parallelo quartiere Aretusa. Oggi come sabato nulla è cambiato, anzi è peggiorato. Ecco dove si abbandona il verde appena tagliato, per terra. Qui con il parcheggio selvaggio si abbandonano anche le auto, forse oggetto di rapine e furti. Il problema è che dopo essere stato chiamate le forze dell'ordine, i vigili hanno fatto una verifica sulle targhe e hanno trovato 2 veicoli alle vostre spalle che erano praticamente senza revisione, quindi con revisione scaduta, e l'assicurazione non era stata pagata, quindi scoperta di assicurazione. E poi ci sono le macchine in sosta selvaggio davanti ai cancelli delle case, lasciate per ore e giorni da chi va verso Venezia o isole. Siete quasi prigionieri nelle vostre case? Talvolta è difficile uscire anche qua, ci sono state anche liti. Perché uno non può arrivare a parcheggiare la domenica pomeriggio e tirare via la macchina dove l'ha parcheggiata il lunedì dopo, ma non il lunedì del giorno dopo, di 6 giorni dopo. Un bambino di 5 anni è stato investito questo pomeriggio intorno alle 16 da un'automobile condotta da una 27enne del posto mentre attraversava le strisce pedonali con la mamma dopo essere uscito dall'asilo comunale di Treporti. L'incidente è avvenuto appunto verso le 16, il bimbo è stato trasportato al Cafoncello di Treviso in elicottero, non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso. Aveva escogitato un sistema con cui pensava di riuscire ad ottenere tutto il metadone che voleva, ma non è andata bene al barista stagionale di 28 anni arrestato dai carabinieri di Fossalta di Portogruaro. Un mese fa il giovane si è presentato in una farmacia dell'Interland portogruarese mostrando una prescrizione medica e tentando l'acquisto di 20 flaconcini dell'oppioide. Non avendone così tanto a disposizione, il negoziante ha rinviato la consegna il giorno successivo. Il ragazzo è tornato dopo qualche giorno con una nuova ricetta richiedendo di avere ulteriori 18 flaconcini dello stesso farmaco. La cosa ha insospettito il farmacista che ha informato il 112. Gli investigatori hanno scoperto che nell'arco di pochi giorni il giovane aveva ordinato altri 25 flaconcini a Lugugnana e 20 a Dolo, ma soprattutto che le prescrizioni mediche utilizzate erano contraffatte. Durante la successiva perquisizione nell'abitazione del giovane, i militari hanno trovato altre ricette.
I protocolli per la sicurezza sul lavoro della bioraffineria Eni di Marghera, tra i più avanzati a livello nazionale ed internazionale, faranno da modello per una serie di nuove norme volte a ridurre gli infortuni tra i lavoratori di Ferrovie. Eni e Ferrovie dello Stato hanno scelto Venezia per firmare un accordo nazionale sulla condivisione di buone pratiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori in appalto. Negli ultimi 5 anni Ferrovie ha ridotto del 41,7% il numero degli infortuni tra i propri dipendenti, ma la situazione non è altrettanto positiva per quanto riguarda le ditte esterne. Io non posso dormire tranquillo la sera pensando che non ho avuto nessun dipendente che ha avuto un infortunio, quando magari aziende che lavorano a fianco dei miei lavoratori hanno avuto degli incidenti anche mortali. Quindi c'è un tema di cultura generale, c'è un tema di rivedere il sistema degli appalti nel suo complesso, quindi dobbiamo anche un po' uscire dalla logica di appalti che in qualche modo forzino l'imprenditore, piccolo o grande che sia, a prendere magari delle scorciatoie che non sono accettabili nel nostro sistema. Guardiamo Eni come un modello, spiegano da FS, perché ha numeri di infortuni molto minori dei nostri. Negli ultimi anni abbiamo ottenuto delle importanti riduzioni degli infortuni, ormai siamo a un incidente ogni 4-5 milioni di ore lavorate, e questo vale sia per i dipendenti Eni che per i dipendenti dei contrattisti. È assolutamente fondamentale tutelare anche loro, e lo facciamo sia nella scelta delle imprese che poi continuando a monitorare in modo molto attento e preciso tutti i cantieri. L'accordo di durata triennale prevede lo studio e l'adozione da parte di Ferrovie di alcuni protocolli già impiegati da Eni, come il cosiddetto sicurometro, una sorta di patente a punti che ogni lavoratore può perdere in seguito a comportamenti pericolosi o incrementare a fronte di comportamenti virtuosi. L'inchiesta contro di lui per apologia di fascismo è stata archiviata lo scorso novembre. Ora Gianni Scarpa ha riaperto la spiaggia di Punta Canna sottomarina e i riferimenti al regime ancora una volta non mancano. Punta Canna regnerà fino alla morte nell'ordine, pulizia e disciplina. Le foto del Duce non ci sono più. Ma la storia non si cancella, afferma trionfante Gianni Scarpa, che ha riaperto per la stagione 2018 lo stabilimento balneare di Sottomarina, finito nella bufera la scorsa estate per alcuni cartelli inneggianti a Mussolini. E la storia qui sono io. Perciò l'immagine del dittatore è stata sostituita da quella dello stesso Scarpa, intento a fare il saluto romano, come mostra questa foto pubblicata dal Gazzettino. La Cassazione ha detto che il saluto romano non è più reato, ognuno saluta come vuole. Se uno saluta col pugno chiuso gli offro da bere, l'importante è essere educati, non avere maleducazione, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. L'inchiesta contro di lui per apologia di fascismo è stata archiviata lo scorso novembre su richiesta della stessa Procura di Venezia che aveva aperto il fascicolo. Per i giudici si tratta di libertà di pensiero. La gente mi ha dato ragione, la gente mi vuole bene, qui non si tratta di fascismo e tutte quelle lì. Qui si tratta di mettere regole e ordine, come ho sempre fatto io nella mia vita. Mesi fa Scarpa aveva annunciato di voler lasciare la gestione dello stabilimento per andare a lavorare sulla riviera romagnola, ma poi ha cambiato idea. Sono onorato, racconta, dalle offerte che ho ricevuto da parte di alcuni grossi operatori di Rimini e Riccione, ma il cuore, confessa con una punta di commozione, mi ha impedito di lasciare Sottomarina. E alla mia età mi fermo. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con le notizie da Venezia e provincia. Sono circa 150 le penne nere della città metropolitana che parteciperanno tra pochi giorni alla 91esima adunata nazionale degli alpini. Alpini veneziani pronti a partire per Trento per l'adunata nazionale 2018. Quest'anno dovremmo essere intorno ai 150, più o meno come l'anno scorso, forse qualcuno meno, perché Trento non sembra, ma è un po' più disagiata di Treviso. E siamo tutti felici di andare in questa città che è proprio anche il simbolo degli alpini e di tutto quello che vuol dire per loro. La 91esima adunata comincerà venerdì 11 maggio per concludersi domenica 13 con la tradizionale sfilata del corpo. Uno spettacolo al quale quest'anno assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare degnamente il centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale. C'è un gruppo nutrito di circa un'ottantina di persone che partirà giovedì con i nostri mezzi, andremo a un campo che stiamo preparando a Trento e lì saremo circa 80, compresi anche degli amici della sezione Marche che dall'anno scorso sono un po' diventati
nostri amici fraterni legati ad attività che stiamo facendo a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. Altri gruppi di alpini della sezione provinciale di Venezia, che comprende anche le Penne Nere di Fiume, Pola e Zara, si muoveranno invece autonomamente alla Volta di Trento. Il gruppo di Mestre parte con un pullman, il gruppo di Portogruaro con il suo coro lo stesso, raggiungeranno una cittadina vicino a Trento e poi godranno la dunata facendo su e giù da dove sono fino a Trento. Siamo allo sport, basket, l'Umana Reyer è stata sconfitta da Pesaro, ora la squadra deve concentrare le energie sulla partita casalinga di mercoledì. Potrei naturalmente dire che arrivavamo dalla vittoria della Coppa e quindi mentalmente eravamo svuotati, potrei dirvi delle assenze che abbiamo avuto. Potrei dirvi degli 8 tiri liberi contro i 26 di Pesaro, potrei dirvene tante, però sinceramente toglierei dei meriti a Pesaro che invece ha e che è giusto riconoscerli, perché credo che abbia giocato una partita sicuramente con più energia di noi e soprattutto con più attenzione in alcuni momenti della partita, dove noi invece siamo stati troppo a strappi, troppo poco continui, senza mai riuscire a trovare quella continuità di gioco con i vari quintetti in campo. Non cerca scuse coach De Raffaele nel commentare il 77-74 subito da Pesaro sul parquet dell'Adriatica Arena. Una sconfitta che arriva dopo la conquista della Europe Cup e che probabilmente ha visto gli orogranata inevitabilmente con meno energie del solito. Dobbiamo rimboccarci le maniche, mercoledì ci aspetta un'altra partita importante per giocarci questo primo posto storico, sperando di recuperare qualche giocatore sia fisicamente che soprattutto a livello di energie nervose, che certamente ne abbiamo spese, questo è fuori di dubbio, e avanti così. E adesso il calcio nel nome della solidarietà con il Triangolare del Cuore di Milano, che sabato ha raccolto più di 2.000 euro a sostegno della ricerca e dell'Avis. A dare il calcio d'inizio la modella vicentina Anna Rigon, già Miss Universo Italia, con lei in divisa rossa i giornalisti di TV Pressing. Ci sarà l'attore di vincitore Oscar Ugo Conti. Insieme alle vecchie glorie, gli allenatori storici della Milanese Calcio e gli attori della Nazionale Italiana Artisti, con direttamente dal Mediterraneo Ugo Conti. Grazie per i saluti doverosi. Sabato allo stadio di Milano, nella partita del cuore, con le 2 triangolari risultato e gol a parte, a vincere la solidarietà, raccolti infatti oltre 2.000 euro a favore delle malattie rare, a sostegno della ricerca e per l'Avis. Giornalisti, cantanti e calciatori uniti per fare squadra da anni insieme per raggiungere traguardi a sostegno di chi si trova a lottare con malattie ancora senza cura, battaglie di tante famiglie in un cammino lastricato da 1000 difficoltà e vissute purtroppo spesso in solitudine. Iniziative che come quella di sabato servono a produrre una forte mobilitazione. Vi ricordo gli appuntamenti con la nostra programmazione, torna puntuale 20:10 questa sera, si parlerà della dunata degli alpini a Trento, in studio Renato Genovese, presidente del COA Trento 2018, poi a seguire Ring alle 21:15, il tema sarà quello della politica e la formazione del nuovo governo dopo le consultazioni di oggi e la prospettiva di un voto l'8 luglio. In studio Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico Veneto, Roberto Ciambetti della Lega, Cristian Ferrari, segretario CGIL Veneto e Angelo Cimarossi, giornalista. Con le notizie da Venezia ci fermiamo qui, spazio ora alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi qualche disturbo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto sarà bel tempo al mattino con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore più nubi sul Bellunese, sul Vicentino e anche sul Veronese, anche con qualche piovasco associato.
Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 26 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui al mattino sarà soleggiato un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio qualche addensamento potrà verificarsi sui settori alpini in genere, anche con occasionali rovesci associati. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi tra 25 e 26 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumentano le nubi un po' ovunque sulla nostra regione, anche con qualche temporale a carattere sparso, più spazi soleggiati sui settori di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, i valori massimi invece si attesteranno tra i 27 e i 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.